Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È stata travolta da un camion in movimento, grave infortunio sul lavoro questa mattina alla cantina di Ramuscello di Sesto a Reghena. Una socia conferitrice è stata elitrasportata all'ospedale di Udine. Infortunio sul lavoro questa mattina alla cantina di Ramuscello di Sesto a Reghena. Per causa in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spisal dell'azienda sanitaria, alle 8:10 una socia che era arrivata per conferire dell'uva, una donna di 50 anni di San Vito Tagliamento, è stata travolta da un camion in manovra. L'autotrasportatore, un uomo emiliano che aveva raggiunto la cantina per ritirare dei sottoprodotti, non deve essersi accorto della presenza della donna che in quel momento si trovava nella zona della pesa e l'ha travolta. Una scena tremenda alla quale hanno assistito altri soci. La donna è rimasta schiacciata agli arti inferiori. Immediata richiesta di soccorso. La Sores di Palmanova ha inviato in via Marconi un'ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco da San Vito Tagliamento, oltre all'elisoccorso. La donna, dopo essere stata stabilizzata, è stata ritrasportata in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Rilievi della polizia locale di Sesto a Reghena e Cordovado intervenuta insieme ai carabinieri. Avvisato dell'infortunio a Ramuscello è arrivato anche il direttore della cantina, Rodolfo Rizzi. Si distrae mentre è alla guida della propria auto una Toyota e in uscita dalla cittadina finisce per andare a sbattere contro Porta Aquileia Palmanova. Protagonista dell'incidente è un'anziana di 76 anni del posto che fortunatamente non è rimasta ferita, danneggiata invece l'automobile, mentre la porta monumentale è rimasta pressoché intatta. Vuoto di contenuti e semplicemente irricevibile. Il gruppo Wärtsilä ha consegnato ieri in tarda serata il piano di dismissione dello stabilimento produttivo di San Dorligo. I licenziamenti saranno quasi 600 e ci sono dei paletti definiti molto gravi dalla Regione. 12 mesi di cassa integrazione per completare gli ordini, 593 licenziamenti e non i 450 annunciati 2 mesi fa, tra cui 50 prepensionamenti, riqualificazione professionale, incentivo all'esodo e ricollocazione in altri stabilimenti produttivi del gruppo. Questo è il piano che Wärtsilä ha presentato al governo, alla regione e ai sindacati e che ora verrà discusso per i prossimi 30 giorni per poi diventare operativo. Al lavoro anche un advisor per individuare possibili realtà produttive che si potrebbero insediare nel sito produttivo di San Dorligo. In pratica si cerca anche un compratore del capannone. La rabbia delle istituzioni e sindacati sempre più compatti è unanime e il piano viene considerato irricevibile e vuoto di contenuti da tutti. Fanno passare la CIG che paga lo Stato, attacca l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolin, come una loro concessione e questo è gravissimo. Poi impongono di non poter insediare realtà produttive della navalmeccanica nello stabilimento e anche questo è altrettanto grave. Come regione abbiamo aderito al ricorso all'articolo 28 presentato dai sindacati, conclude Rosolin. Proprio domani il tribunale si esprimerà su questo per chiarire se Wärtsilä ha attuato un comportamento antisindacale che potrebbe costringere l'azienda a ripartire da zero nella procedura, passaggio che consentirà al governo di inasprire le pene per la delocalizzazione. Oltre al ricorso di domani resterà in piedi anche il ricorso della sola regione, discusso il 28 settembre contro la norma attuale sulle delocalizzazioni, dove viene chiesta una verifica di costituzionalità. Da un'abitazione di Carlino sono stati rubati 12.000 euro in contanti, provento della raccolta fondi di una manifestazione paesana organizzata nel 2019-2020 e monili in oro del valore di 1.000 euro. Per introdursi nella casa, ignoti hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di una finestra lasciata aperta, indagano i carabinieri. Un operaio agricolo di 24 anni di nazionalità tunisina e residente a San Giovanni Natisone è stato denunciato per ricettazione. È stato trovato in possesso della bici elettrica del valore di 4.500 euro per la quale un uomo di 72 anni di Udine aveva denunciato il furto avvenuto il mese scorso alla Trattoria Colli di Spessa. La pandemia ha accelerato il fenomeno del ritorno alla terra creando opportunità occupazionali e di crescita professionale. Così Coldiretti stima un ritorno dei giovani in campagna di ben 19.000 unità. In controtendenza, l'agricoltura è uno dei pochi settori in cui i giovani occupati con meno di 34 anni aumentano con un balzo di ben 19.000 unità rispetto a prima della pandemia. E quanto afferma la Coldiretti sulla base del focus, la dinamica dell'occupazione giovanile contenuto nella rivelazione Istat sul mercato del lavoro nel secondo trimestre del 2022. In piena pandemia, Coldiretti dice, è cresciuto il numero di giovani imprenditori agricoli con un incremento dell'8% negli ultimi 5 anni, in netta controtendenza rispetto all'andamento generale dell'economia. Con la crisi provocata dall'emergenza sanitaria, il settore agricolo è diventato di fatto il punto di riferimento importante per le nuove generazioni.
Presentata questa mattina a Palazzo della Regione la 51esima edizione della Fiera della Mela di Pantianicco, un evento che torna dopo 2 anni di stop imposto dalla pandemia. Si presenta in Regione l'edizione numero 51 della Fiera delle Mele di Pantianicco, un evento che si era bloccato a causa della pandemia per 2 anni. Adesso si riprende a far sul serio. Monica Zinutti, presidente della Proloco di Pantianicco, è l'edizione della ripartenza per la festa della mela? È l'edizione della ripartenza, sì, abbiamo dovuto fermare per 2 anni consecutivi, cause che tutti sanno ormai, e quest'anno di nuovo ripartiamo con la 51esima edizione. Per che cosa si caratterizzerà? Beh, si caratterizza sempre per il nostro concorso Mela Friuli, che coinvolge un sacco di aziende friulane, e per il convegno tecnico che si terrà il 24 di settembre. Perché la mela, questo abbinamento è Pantianicco? Beh, perché comunque Pantianicco ha avuto e ha delle coltivazioni di mele, e da lì è partito un pochino questa sagra, questa manifestazione che sta adesso proseguendo, perché appunto ormai è arrivata alla 51esima edizione ed è conosciuta in tutto il Friuli, ma non solo, e quindi vogliamo che continui ad essere mostra regionale della mela. Il vaccino bivalente anti-Covid è disponibile nei centri vaccinali da oggi per tutti i cittadini che decideranno di sottoporsi alla dose booster. La prenotazione della vaccinazione è già attiva e per le donne in stato di gravidanza è stata attivata ieri dopo le 12. I cittadini possono prenotare la vaccinazione agli sportelli CUP, nelle farmacie attraverso web app oppure contattando il call center unico regionale che risponde allo 0434 22 35 22. I vaccini bivalenti possono essere somministrati a diverse categorie di cittadini purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo, dal ciclo primario oppure dalla data del tampone che ha certificato l'ultima positività. Ed ora un aggiornamento sull'andamento della pandemia nella nostra regione. Oggi sono stati rilevati 681 nuovi casi di Covid su un totale di 5.582 test effettuati. Si registra il decesso di 6 persone con Covid, 3 a Trieste, 2 a Pordenone e 1 a Udine. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 113. Arrivano da Norvegia, Slovenia, Corea del Sud, Austria, Danimarca e Italia gli artisti che parteciperanno a Vergnacco alla 25esima edizione del Simposio Internazionale di Scultura su Pietra del Friuli Venezia Giulia. In questi giorni, fino al 18 settembre, è possibile vederli al lavoro nel parco. 25esimo Simposio Internazionale di Scultura su Pietre del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa dal 2 al 18 settembre, come ogni anno, ha richiamato artisti da tutta Europa. Quest'anno gli artisti che vi partecipano sono 8. In che cosa si caratterizza rispetto alle edizioni del passato? Beh, l'internazionalità è stata mantenuta con gli artisti che arrivano da nazioni che non avevamo avuto modo di ospitare. C'è un progetto aggiuntivo per commemorare i 25 anni, che sono 3 libri di pietra che stiamo costruendo con gli artisti che vengono a trovarci, pertanto un qualcosa che si aggiunge e verrà posizionata nei pressi della Biblioteca Comunale di Reana a memoria dei nostri 25 anni. Ci sarà la cerimonia di chiusura e di presentazione dei lavori che si svolgerà qui nel Parco Sculture di Vergnacco, mentre a dicembre, grazie all'amministrazione cividale, nella Chiesa dei Battuti ci sarà una mostra fotografica per ricordare la storia dei nostri 25 anni del simposio. In programma fino a sabato il Polcenigo Jazz River anima uno dei borghi più belli d'Italia e i grandi artisti si esibiscono nei corsi più suggestivi del paese. La musica anima il Friuli occidentale grazie al Polcenigo Jazz River, il festival in programma fino al 17 settembre che porta i grandi nomi internazionali e i migliori artisti del territorio in uno dei borghi più belli d'Italia, ma non solo, anche nel suo teatro, nei suoi palazzi, nelle logge, in mezzo al verde e fra le acque, e quest'anno anche in una malga. Organizzato dal Circolo Controtempo, Polcenigo Jazz River ha visto in settimana le esibizioni di importanti artisti come il compositore e pianista friulano Glauco Venier, con un omaggio a Tommy Wise, tributo al visionario e iconico artista statunitense, accompagnato da Alfonso De Ida al sax contralto, Alessio Zoratto al contrabbasso e Marco D'Orlando alla batteria. Tornano i cammini sonori che si snodano sui sentieri naturalistici e luoghi incantevoli. In questa seconda edizione di Jazz River prende forma anche un ulteriore percorso dedicato ai libri e agli scrittori, River Stories, in programma sabato 17 settembre.
Trieste ritorna ad ospitare le riprese di un film, massima riservatezza sulla produzione, anche se trapela il nome di Netflix. Il Friuli Venezia Giulia torna a fare da location a importanti produzioni video. Questa mattina a Trieste è iniziato l'allestimento di un set che si protrarrà fino al 16 nella zona delle Rive fino a Piazza Ponte Rosso. Top Secret il nome del film o della serie, è trapelato solo il nome di Netflix, potrebbe però non essere l'unica produzione in corso, ma nulla di più sui possibili attori e sul genere di film che verrà girato. Tutto sarà rivelato dopo il 16. Le riprese verranno fatte soprattutto la sera e per questo alcuni locali del centro sono già stati risarciti dalla produzione, vista la richiesta di restare chiusi in un periodo dell'anno in cui Trieste è ancora popolata da turisti. A organizzare e convincere le produzioni a scegliere il Friuli Venezia Giulia è sempre FVG Film Commission, da pochissimo confluita in Promoturismo FVG. Come detto, la riservatezza è ai massimi livelli, si sa solo che la produzione è seguita dalla K Plus Film di Verona, che nel suo portfolio conta film di tutti i tipi, tra cui anche 007, Quantum of Solace o produzioni italiane. Per chi dovesse arrivare a Trieste nei prossimi giorni, attenzione ai parcheggi perché i divieti sono numerosi e risulta complicato trovare posto. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.